Eccoci puntuali con il nostro TG, cominciamo dai titoli. Nostra intervista alla moglie del settantenne risultato positivo al test coronavirus, la donna non ha contratto il Covid-19. Nell'ospedale di Cetraro predisposto un percorso protetto per il paziente positivo al coronavirus che dializza nella struttura. Il presidente di Demoscopica propone di istituire una unità anticrisi per fronteggiare le conseguenze che il coronavirus provoca al sistema turistico regionale e predisporre un piano d'azione da 100 milioni di euro. Sentito per ore il giudice Petrini dal PM di Salerno, il togato avrebbe raccontato rapporti con magistrati e legali. La Procura di Paola ha chiuso le indagini sui casi di assenteismo all'ASP di Cosenza. Sono 60 le persone a cui è stata notificata. Chiuderà il traffico dopo Pasqua il Cannavino, lo fa sapere l'ANAS in una nota precisando che i lavori in corso con l'istituzione del senso unico alternato termineranno entro 7 giorni. Il Monopoli viola il Granillo e impone lo stop alla Regina, terza sconfitta per gli Amaranto, sconfitto Catanzaro a Potenza, perde anche la Vibonese, il Rende fa pari con la Viterbese. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, la nostra apertura dedicata ancora al coronavirus. C'è una nostra esclusiva, parla al microfono di Isabella Roccamo, la moglie del settantenne che è risultato positivo al test del coronavirus. La donna, lo ricordiamo, non ha contratto il Covid-19, questo è il nome scientifico del coronavirus, e alla nostra troupe ha detto stiamo bene, vediamo. È negativo il tampone effettuato sulla moglie del paziente dializzato di Cetraro positivo al coronavirus proveniente dall'Odigiano, da un centro che rientra nella zona rossa. La coppia in questo momento è in quarantena a casa. Stanno bene, così ci dice la moglie raggiunta telefonicamente. Come sta innanzitutto? Noi stiamo bene, siamo di ottima salute sia che io e mio marito, siamo nella nostra cassetta belli tranquilli e basta. Lei, il suo tampone è risultato negativo, un sospiro di sollievo? Certo, anche per noi, guarda, io ho una sicurezza che almeno perché abbiamo viaggiato, perché non siamo stati gli unici ad arrivare e quindi solo questo e basta. Fisicamente dunque stanno bene, ma psicologicamente sono distrutti. Psicologicamente mi stanno facendo impazzire delle scenate che stanno mettendo, delle bugie, perché noi da lunedì, ve lo giuro sulla tomba di mia figlia, che non siamo più usciti. Mio marito sta bene, grazie a Dio, con tutti i problemi che ha, è demoralizzato anche lui, perché dice che me l'ha fatto fare venire qua, che io stavo bene a casa mia, là. Qui è casa nostra anche, che i nostri sacrifici sono qua, e basta. Certo, voi non sapevate, insomma, che... No, se sapevo una cosa del genere venivo qua, con tutta la patologia che è a mio marito. Non mi permettevo. Restiamo nell'ospedale di Cetraro perché, come aveva anticipato già nei giorni scorsi il direttore sanitario ai nostri microfoni, per questo settantenne in dialisi era stato proprio istituito un percorso protetto. Noi siamo andati proprio a verificare all'interno del nosocomio, vediamo. Situazione tranquilla questa mattina all'ospedale di Cetraro, dove il settantenne proveniente dall'Odigiano positivo al coronavirus effettua la dialisi. Il nosocomio ha messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli altri pazienti e del personale. I pazienti dialitici entrano dall'ingresso principale e arrivano a questa porta e scendono un piano per entrare in dialisi, che adesso ci arriviamo. Scendono soltanto questa rampa di scale, 2 rampe di scale, molto brevi. C'è anche l'ascensore chiaramente per chi non se la sente oppure chi va sulla carrozzella. Dopo aver sceso queste 2 rampe di scale, immediatamente qui sulla destra troviamo l'ingresso della emodialisi. Quindi Allora, qua si fa... il paziente che normalmente dializza entra da questa parte. Per il paziente invece
che viene da Casal Pusterlengo, noi immediatamente avevamo previsto un percorso alternativo e adesso ve lo mostro. Il paziente arriva qua con l'autoambulanza, oppure quando non è stato portato con l'autoambulanza è venuto qua con il mezzo proprio, è entrato da questa porta che è da tutt'altra parte, come è evidente, rispetto alla porta principale, entra nel reparto, come è chiaro là in fondo c'è la parte che ostruisce la sala di dialisi, il paziente viene portato in questa stanza che è stata adibita apposta esclusivamente per lui. Ecco il letto della dialisi, tranquillamente, qua viene adagiato, viene attaccato e viene staccato dopo aver finito di dializzare, le 3-4 ore che dura l'intervento. Noi non abbiamo fatto nulla di particolare, soltanto abbiamo cercato di prevenire qualsiasi problema. Il paziente sta bene, io pure, ecco. Ma era normale che fosse così per quanto mi riguarda, perché lavoriamo naturalmente protetti, perché sì, uno può anche avere il diritto di aver paura, ne vedo tanta, ma il dovere di proteggersi, ma soprattutto il dovere di fare il medico, che credo che venga prima di ogni altra considerazione e che faccia prevalere questo dovere sul sentimento della paura, faccia prevalere il buonsenso e quello che noi facciamo, il nostro scopo, che è curare i pazienti. Senza dubbio questo è un paziente, tra virgolette, ma molte virgolette, particolare, con un piccolissimo rischio di contagio. La negatività della signora ci dimostra quanto questo rischio sia veramente basso, ma non lo abbiamo mai considerato. Abbiamo preso da sempre, dall'inizio, tutte le precauzioni possibili e precauzioni valide che mi rendono e ci rendono tranquilli. Ancora le misure di contenimento devono limitare i danni del virus sul territorio nazionale. Nel frattempo la ricerca lavora per trovare soluzioni. L'isolamento del Covid-19 permette di studiare con maggiore facilità l'effetto dei farmaci esistenti, cercarne altri e proseguire nello studio per la realizzazione di un vaccino. Sull'argomento risponde alle nostre domande la direttrice dell'unità di virologia dell'Annunziata, Cristina Giraldi. Vediamo. Prima l'Australia, poi gli Stati Uniti, negli ultimi giorni Israele, naturalmente la Cina. La corsa al vaccino per inibire il virus Covid-19 è aperta e non mancano annunci ottimistici e gli inviti alla cautela da parte delle autorità sanitarie nazionali e internazionali. Certo, i passi in avanti effettuati in questi giorni con l'isolamento del virus sono importanti, così come la ferrea volontà di trovare in tempi brevi una soluzione anche attraverso farmaci. La virologa Cristina Giraldi offre una sua lettura della situazione. Per costruire un vaccino, soprattutto per un virus come questo che è RNA, ci vuole del tempo, perché la costruzione di un vaccino richiede vari step. Primo, la conoscenza del virus, secondo, le prove in vitro, il terzo, le prove sugli individui, e questo generalmente richiede anni di valutazione. Quindi quando si mette un vaccino in circolazione ha le caratteristiche di essere un vaccino che non dà danni alla salute di chi viene vaccinato, ecco, questo volevo dire. Quindi noi speriamo che con la conoscenza del virus, quindi l'isolamento, perché prima si conoscevano soltanto le sequenze genetiche, ora noi abbiamo il virus vivo che si replica nelle culture cellulari. È estremamente importante sia per il traguardo che dell'isolamento ottenuto dalla mia carissima amica Maria Capobianchi, che è la direttrice dello Spallanzani, e sia quello del gruppo del professore Galli di Milano. È estremamente importante perché avere il virus vivo significa poter testare i farmaci antivirali, che attualmente noi ne abbiamo diversi, ma anche non solo quello, anche eventuali immunoglobuline estratte dai soggetti che sono stati contagiati dal virus. Quindi io ritengo che innanzitutto
il caldo, anche che è un po' anomalo di quest'anno, voglio dire, può dare una speranza che in primavera questa epidemia che attualmente abbiamo in Italia nelle regioni del nord diminuisca, e che quando alla ripresa del freddo noi abbiamo gli strumenti per poter contrastare questa infezione. Ancora per la prevenzione al coronavirus, a Corigliano Rossano il sindaco Flavio Stasi con un'ordinanza ha deciso di chiudere le scuole dal 3, quindi da domani fino al 5 marzo. Vediamo. Da domani e fino a giovedì il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha adottato un'ordinanza di chiusura degli istituti comprensivi asili nido comunali ricadenti nel territorio di competenza per sanificare le scuole vista l'emergenza coronavirus. Noi abbiamo già emesso un'ordinanza che io ho voluto concordare con gli altri sindaci della Calabria, tant'è che ho chiesto un incontro d'urgenza al direttivo ANCI nei giorni scorsi proprio per concordare un'ordinanza che sia allo stesso tempo buona per tutelare la salute dei cittadini, ma anche evitare di fare atti che poi, come alle volte accade, sono discutibili anche dal punto di vista normativo. E abbiamo emesso quasi tutti i comuni questa ordinanza dove ovviamente si ribadiscono le direttive dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma il primo cittadino sta pensando di adottare provvedimenti in via precauzionale anche per i luoghi di interesse pubblico, ha limitato le manifestazioni che spera magari di recuperare più avanti. Abbiamo evitato grossi assembramenti, io spero di poter recuperare per esempio la data del Carnevale al più presto se si supera l'emergenza. Stiamo valutando l'eventuale disinfezione dei luoghi comuni e dei luoghi pubblici, questo con eccesso di cautela, perché in realtà gli esperti sanitari ci dicono che non è necessario, però se questo può servire a rendere ulteriormente tranquilla la popolazione, stiamo valutando anche di farlo proprio in queste ore. Ordinanza che prevede la sanificazione dei locali adottata anche dal sindaco di Tortora. Vediamo. Abbiamo appena pubblicato un'ordinanza che richiama i dettami del DPCM ultimo, quello di ieri, e per quanto riguarda le scuole abbiamo deciso di avviare una sanificazione, una disinfestazione dei locali, precauzionale chiaramente, e quindi chiudiamo per 3 giorni, dato che noi abbiamo 5 plessi più 2 scuole paritarie, istituti superiori, abbiamo deciso 3 giorni per consentire questa sanificazione a tutti i plessi che sono presenti nel territorio di Tortora. Da un mese a questa parte chiaramente dal nord verso la Calabria ragazzi, persone adulte viaggiano, quindi ci fermiamo un attimo per fare il punto sulla situazione e quindi ne approfittiamo per fare questa igienizzazione, perché non è che disinfettiamo contro il coronavirus, però almeno non sapremmo come farlo, né noi né il mondo intero, però compiamo delle azioni di igienizzazione che possono servire. Da domani a giovedì compreso. Ripeto, noi domani già alcuni plessi saranno trattati, è stato già dato incarico a una ditta specializzata, quindi tra domani e dopodomani faremo questo trattamento a tutte le scuole e poi il giovedì servirà per consentire che si asciughino i locali, e chiaramente questo discorso sarà esteso anche ai pulmini scolastici. L'ordinanza parla anche che tutti i pullman di linea che transitano sul territorio, attraverso il territorio, devono pure fare qualcosa del genere, però questo già sappiamo che lo stanno facendo. Ripeto, ribadiamo quelli che sono i concetti del DPCM.
E il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli ha invitato i cittadini a cambiare le abitudini, bisogna evitare, ha ribadito i luoghi affollati, lavarsi spesso le mani, adottare comportamenti responsabili ed evitare i contatti con chi può essere esposto a rischi o a sintomi influenzali. Queste le raccomandazioni appunto di Borrelli. Coronavirus, gli effetti sull'economia. Oggi è il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, a proporre di istituire una unità anticrisi per fronteggiare proprio le conseguenze di questa epidemia sul sistema turistico regionale. Predisporre, lui dice, un piano d'azione da 100 milioni di euro. Vediamo. Il coronavirus e gli effetti sul turismo, il timore è fondato. Gli operatori del settore calabresi guardano con preoccupazione al protrarsi dell'emergenza e temono la crisi del settore. Demoscopica propone alla Regione Calabria un piano di sostegno alle imprese turistiche. La possibilità per la Regione Calabria di istituire immediatamente un'unità di crisi, così come si fa per le calamità naturali, e condividere con il partenariato economico e sociale, con le parti sociali, un piano che può valere orientativamente intorno ai 100 milioni di euro. Quanto potrebbe pesare questo piano? Beh, innanzitutto è un piano che serve proprio ad evitare allarmismi, cioè ad affrontare le possibili conseguenze di una prolungata manifestazione di questo fenomeno nel tempo, negli anni. Per cui l'unità di crisi potrebbe valere 100 milioni di euro, le risorse potrebbero essere reperite dalle cosiddette risorse liberate, cioè fondi comunitari che sono stati utilizzati per altre componenti che potrebbero essere a disposizione chiaramente del governo regionale per mettere in piedi l'unità di crisi. Di che cosa si dovrebbe occupare l'unità di crisi? Ma sostanzialmente di una serie di cose. Ne cito qualcuna per una questione di tempo. Beh, la prima, monitorare innanzitutto costantemente i flussi turistici, perché bisogna capire se c'è una disdetta, se c'è un calo, se c'è una contrazione e se in qualche modo è legato a questo periodo. Secondo elemento importante è dialogare con i tour operator, che gestiscono diciamo, la maggior parte dei flussi turistici in questa regione. La terza è capire la programmazione dei vettori aerei, perché ci sono delle compagnie che stanno in qualche modo annunciando il blocco dei voli e poi tutta una serie di attività. Penso per esempio anche a una campagna di promozione molto forte, non soltanto nei paesi che ad oggi hanno in qualche modo annunciato la chiusura rispetto al mercato italiano dei flussi turistici e dei viaggi, ma anche ad altre aree. Quindi 4-5 cose importanti da mettere in campo, lo ripeto, ci tengo a precisarlo, per non affrontare la questione con improvvisazione e soprattutto con allarmismo che non giova a nessuno. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus con l'ultimo bollettino della Protezione Civile che restituisce la situazione con i numeri. Sono ora 1835 i malati, sale il numero delle vittime, 52 in totale, 18 in più nelle ultime 24 ore, con il primo morto nelle Marche. Si tratta di un 88enne di Fano. E poi la Protezione Civile rende noto che sono pronte 80 caserme. Andiamo avanti, cambiamo argomento, siamo alla cronaca. È stato sentito per diverse ore il giudice Petrini dal pubblico ministero di Salerno. Il togato avrebbe raccontato dei rapporti tra i magistrati locali. Vediamo. Un interrogatorio lunghissimo su scenari che probabilmente riserveranno sorprese davvero clamorose. Marco Petrini, ex presidente della sezione di Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, già presidente della Commissione tributaria provinciale, è stato sentito dai magistrati di Salerno sabato scorso per 10 lunghe ore. Cosa abbia detto di preciso non lo sappiamo, sappiamo che i suoi avvocati erano davvero provati da questa lunga maratona, non hanno rilasciato dichiarazioni ma ci sono sembrati davvero agghiacciati. Petrini potrebbe aver parlato dei rapporti mantenuti in questi anni con dei suoi colleghi,
magistrati, con degli avvocati. Naturalmente non possiamo aggiungere nulla di più se non immaginare qualcosa, perché gli atti sono stati opportunamente secretati dalla Procura della Repubblica di Salerno, competente ad indagare sui magistrati in servizio nel distretto giudiziario di Catanzaro. La vicenda di Petrini ha scosso il mondo della giustizia calabrese, probabilmente potrebbe essere foriera di altre clamorose sorprese, potrebbe riservare colpi di scena davvero impensabili nello studio del magistrato, nel suo ufficio, sia come giudice tributario che come giudice penale, quindi in due diversi ambienti. Era stata collocata una microtelecamera dalla Guardia di Finanza che ha registrato davvero tantissimi imbarazzanti incontri, tutte cose di cui Petrini avrebbe parlato, aggiungendomene pure delle altre, perché aveva esaurito le proprie ammissioni di colpe già in 2 interrogatori sostenuti a gennaio e a febbraio. Invece negli ultimi giorni ne ha resi altrettanti e evidentemente aveva la necessità di parlare di tante altre cose. Come annunciato durante l'udienza davanti al Tribunale della Libertà dal procuratore vicario di Salerno Luca Masini, Petrini potrebbe aver parlato di una caterva, questo è il termine usato dal magistrato in aula, di episodi corruttivi. Vedremo quali saranno gli sviluppi, soprattutto se gli sviluppi ci saranno, ed a breve. E cambiamo ancora argomento, o meglio ci spostiamo a Paola, dove la Procura ha chiuso le indagini sui casi di assenteismo dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. 60 le persone a cui sono state notificate. Vediamo. Indagini chiuse per circa 60 persone dipendenti dell'ASP della provincia di Cosenza in servizio fra Paola e Scalea, indagati dalla Procura di Paola diretta da Pierpaolo Bruni per assenteismo. Fra i destinatari del provvedimento anche l'ex consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Scalea Mario Russo. Per tutti l'accusa è di aver truffato la pubblica amministrazione assentandosi illegittimamente dal luogo di lavoro. Tanti i faldonichi finanziari coordinati dalla Procura paolana hanno dovuto esaminare in questi mesi, oltre a visionare i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza poste negli uffici e alle riprese dei pedinamenti effettuati dalle fiamme gialle. Per molti degli indagati gli avvisi di garanzia ricevuti sono stati corredati dalla contestuale proroga delle indagini per via della corposa mole di lavoro da portare a termine. L'inchiesta ha permesso di scoprire un vero e proprio malcostume. I dipendenti, infatti, si sarebbero assentati in alcuni casi per molte ore e per motivi personali, ma nel frattempo erano impegnati in giro dedicandosi all'attività politica. A Stilo, il comune sciolto per infiltrazioni dell''ndrangheta, l'ex sindaco e un ex assessore sono stati dichiarati incandidabili dal Tribunale di Locri. Vediamo. Nel maggio del 2019 il comune di Stilo venne sciolto per mafia. Adesso il Tribunale di Locri ha stabilito che l'ex sindaco Giancarlo Miriello e il suo ex assessore Luigi Stillitano non potranno essere candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Parlamento europeo, ma anche non potranno presentarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Insomma, i due politici, ove volessero ripetere l'esperienza di una candidatura, dovranno rispettare 2 turni di stop. Il Tribunale ha motivato dettagliatamente la sua decisione, ma un peso specifico sembra averlo avuto la relazione della Commissione di accesso, nella cui informativa si afferma la presenza costante della criminalità organizzata nella gestione del governo locale, caratterizzato da forti irregolarità. Secondo la Commissione, dunque, la volontà dell'ente è stata condizionata e uniformata, o meglio orientata, a dinamiche che avrebbero evidenziato interessi della criminalità organizzata. Ancora per la cronaca, nelle nostre brevi tante solo le notizie, in particolare c'è l'ANAS che fa sapere che dopo Pasqua il Cannavino, il ponte di Celico, chiuderà. Vediamo.
Dopo Pasqua, chiusura totale del Cannavino, lo rende noto l'ANAS, precisando che i lavori attuali prevedono invece sul ponte di Celico il senso unico alternato della circolazione regolato tramite semaforo e riguardano il ripristino della funzionalità di una piastra necessaria per la sicurezza. I lavori termineranno entro una settimana. I carabinieri hanno scoperto ad Africo Nuovo, all'interno di un edificio abbandonato, quasi 1 chilo di marijuana già confezionata in 3 buste e macinata, trovate anche alcune dosi di cocaina ed eroina. La droga è stata individuata dai militari all'interno di condomini e case abbandonate in diverse zone del paese. In corso indagini a carico di ignoti per accertare l'identità di chi ha nascosto la sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato. Nascondeva in casa armi clandestine e munizioni anche da guerra. Un 41enne con precedenti è stato arrestato dai carabinieri a San Giorgio Morgeto con l'accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione. I militari della compagnia di Taurianova in un casolare hanno trovato un pugnale a scatto, 20 cartucce, 200 munizioni. Il materiale è stato sequestrato. Venne bloccato dalla polizia a Cosenza, era il gennaio del 2016, l'accusa di essere un firefighter. Oggi la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna del giovane in appello. Secondo la Suprema Corte non sono stati evidenziati legami del ragazzo con l'ambiente jihadista tali da far ritenere che avrebbe potuto unirsi all'ISIS. Siamo allo sport, il Monopoli impone lo stop alla Regina, terza sconfitta per gli Amaranto, sconfitto il Catanzaro a Potenza, perde anche la Vibonese, il Rendi fa pari con la Viterbese, vediamo. La notizia di giornata è senza dubbio la sconfitta inaspettata della capolista Regina che al Granillo perde 2-0 con il Monopoli. Il terzo KO di fila per gli Amaranto, il secondo in casa e tutti maturati nel girone di ritorno. Eppure, nonostante questo passo falso, la squadra del presidente Gallo resta a debita distanza dalle inseguitrici ed in particolare dal Bari che resta al secondo posto a 7 lunghezze di distacco. Tornando alla sfida di ieri sono Salvemini prima e Piccinni poi a firmare l'impresa con i padroni di casa che chiudono in 10 uomini per l'espulsione di De Rose per doppia ammonizione. Terzo KO di fila invece per il Catanzaro a Potenza. Le Aquile si sono chiuse in silenzio stampa per fare quadrato e cercare di rimediare agli ultimi deludenti risultati ottenuti prima con il Francavilla, poi nel derby con la Regina e infine a Potenza. Non va meglio alla Vibonese, sconfitta per 2-1 a Catania. Dopo la rete di Curcio che sblocca il risultato, Emmausso pareggia i conti, ma quasi allo scadere, e Mazzarani a regalare i 3 punti ai siciliani. Sorride a metà solo il Rende che a razza strappa un punto alla Viterbese. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Una perturbazione atlantica interesserà la nostra regione nella giornata di martedì, apportando le tanto agognate piogge, calo delle temperature ed il contestuale ritorno della neve sui monti. Questo sarà il prologo di una settimana che probabilmente vivrà sulla linea della variabilità instabile. Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge su tutto il territorio regionale, più abbondanti e sotto forma di rovescio sui versanti tirrenici e le zone interne. In serata graduale miglioramento con piovaschi residui solo sui versanti tirrenici. Nevicate che inizialmente cadranno solo sulle vette per poi scendere di quota gradualmente fino a 1200-1300 metri di quota. Temperature in generale diminuzione rientranti su valori in media con il periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari molto mossi, venti dei quadranti occidentali moderati, localmente forti su Basso Ionio e al largo del Basso Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, immesso in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.